Predazioni dei lupi e allarme sulle nostre montagne, nei nostri alpeggi, nei nostri pascoli. C'è paura da parte dei malghesi, di chi vive e si sostiene con l'allevamento delle bestie sul Grappa, così come sull'altopiano. Lupi che scendono sempre più a valle, come vi abbiamo mostrato anche nei nostri telegiornali. L'ultimo atto eclatante domenica scorsa è il funerale delle due manzette più giovani di una malga sul Monte Corno, a Lusiana Conco, sbranate dai lupi. Chiedono aiuto alle istituzioni, chiedono di non essere abbandonati. Molto critico il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco. Ci dobbiamo ricordare che fino a 10 anni fa il lupo in Veneto non era assolutamente presente. Oggi il lupo è presente, sta arrecando tutta una serie di danni che non sono solamente di danni diretti, cioè il lupo che si mangia il vitello piuttosto che la manza, ma è l'abbandono da parte di magari di attività d'alpeggio, provocando che cosa? Uno, perdendo la tipicità di quelli che sono i prodotti di montagna, e due, un problema importantissimo è l'avanzare del bosco, ed è un elemento che purtroppo soprattutto chi ci amministra a livello romano, in questo caso parlo del Ministero dell'Ambiente, non riesce a comprendere, perché noi oggi ci troviamo ancora in assenza di un piano nazionale di gestione e controllo del lupo, che è un piano che altri stati a livello europeo hanno adottato, ma purtroppo in Italia non riusciamo ad approvarlo perché alcune regioni, soprattutto regioni del Mezzogiorno, non ne vogliono assolutamente sapere. Sta di fatto che tutte le regioni dell'arco alpino oggi si sono ovviamente messe assieme per fare una battaglia per portarla avanti. Noi come Regione del Veneto continuiamo a spingere, però sono passati 10 anni e ad oggi, invece di avere delle risposte, ci troviamo con ogni governo nuovo, con un nuovo ministro che è sempre più ambientalista dell'altro e che non vuole assolutamente risolvere il problema. Finco intende chiarire un concetto e illustra come si sta muovendo la regione per venire incontro agli allevatori. Noi non è che chiediamo che il lupo debba scomparire dalle nostre montagne, il lupo ci può stare, però dobbiamo trovare un equilibrio tra la presenza del lupo e l'attività di appeggio. Oggi stiamo partendo con un nuovo progetto che andrà a interessare 5-6 maghe del comprensorio veneto e se funzionerà, lo monitoreremo nei prossimi mesi, se funzionerà poi inizieremo anche ad espanderlo nei prossimi anni utilizzando anche risorse dell'Unione Europea, perché con la prossima programmazione del PSR noi andremo ad introdurre anche delle misure ad hoc proprio a sostegno degli allevatori di montagna. Quindi quello che noi possiamo fare come regione oggi, insomma, stiamo mettendo in campo tutte le nostre forze per limitare i danni della presenza di questo carnivoro.